Buon pomeriggio amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Genduso per commentarvi la finale di C1 tra Sporting Alcamo e Tremme Calcio a 5. Vediamo subito i due capitani scambiarsi il cenno prima di cominciare. Da una parte vediamo Rocca, dall'altra Cutrona, i due capitani di Sporting Alcamo rispettivamente e Tremme Calcio a 5. Oggi è una terna arbitrale abbastanza importante con il signor Massimo Falzone, 10 Reale, Angelo Iacona di Ragusa e poi come crono Sebastian Colletta. Abbiamo questi tre uomini in maglia gialla, quella del direttore di gara, chiaramente due in campo, uno, come avevo già detto, sarà il crono. Adesso cerchiamo di capire invece quale sarà la scelta da parte di Mister Mosca per il quintetto che inizierà questa finalissima dei playoff del girone A. Ricordiamo poi la vincente affronterà il Futsal Ferla sabato 20 aprile. Ma nel frattempo questo è lo scoglio, questa è la partita, questa è la chance delle Tremme Calcio a 5 per poter andare nel calcio che conta, e oggi affronta il temibile Sporting Alcamo. In attesa di scoprire anche le formazioni delle due squadre, noi vi mostriamo quelli che sono i precedenti giocati quest'anno. Sono ben due, entrambi sono andate, intanto la carica da parte del pubblico ospite. Dicevamo, i due precedenti hanno sorriso in entrambi i casi alle Tremme Calcio a 5, perché la prima è stata proprio in questo campo, il campo dello Sporting Alcamo, con il successo con il risultato di 5-8, poi invece al ritorno il risultato di 5-2, il 5 è rimasto, cambia soltanto una parte del tabellino, ma in entrambi i casi comunque ad avere la meglio il Tremme Calcio a 5. Nel frattempo, prima del minuto di silenzio, possiamo già capire quale sia il quintetto iniziale con Calvaruso, Di Dio, Cutrona, Scalavino e Tripoli. Adesso vediamo anche contezza dall'altra parte, vediamo sicuramente D'Alba, Parrino, Caresani, poi dovrebbe essere Monteleone e infine Hernandez a concludere questo quintetto. Sì, abbiamo conferma, ma nel frattempo bisognerà attendere un minuto di silenzio prima di iniziare finalmente questa grande sfida. Adesso si avvicina la terna arbitrale, poi un minuto di silenzio e poi finalmente si inizierà. Nel tempo si controllano ancora le reti. Invece inizia adesso il minuto di silenzio. Comunque termina adesso il minuto di silenzio. Credevamo di esserlo già in precedenza, ma si attendeva chiaramente il fischio da parte dei direttori di gara, ma in realtà le due formazioni in campo, i due quintetti erano già in silenzio da diversi minuti, probabilmente anche per la concentrazione. Nel frattempo vi mostriamo il nostro classico scoreboard, il risultato chiaramente di 0-0, poi ricordiamo saranno due tempi da 20 minuti per un totale di 40 minuti effettivi. Dunque, ora inizia l'ultimo atto di questo girone A, che vede affrontarsi Sporting Alcamo e Tremme Calcio a 5. Dunque, ricordiamo le formazioni con Tripoli in porta, Di Dio centrale, a destra vediamo Cutrona, a sinistra Scalavino, lì davanti Cristian Calvaruso, dall'altra parte invece vediamo D'Alba in porta. Inizia anche il match, dunque D'Alba in porta con Hernandez a sinistra,
Caresani a destra e Parrino come attaccante, in difesa chiaramente Elia Monteleone. Dunque primo possesso palla per il Tremme Calcio a 5, vediamo intanto, voi non lo vedete in questo momento, ma noi qui presenti al campo possiamo vederlo, presente, forse in realtà in lontananza si potrebbe anche notare, c'è presente il tabellone con l'orario, dunque con il cronometro, sono passati soltanto 20 secondi di gioco. Poi chiaramente il lavoro del crono è quello di andare a stoppare il tempo nella misura in cui il gioco venisse fermato. Invece bisogna ricordare come il Tremme Calcio 5 ha a disposizione soltanto un risultato oggi per poter giocare la finalissima contro il Futsal Ferla. Ricordiamo infatti come lo Sporting Alcamo, alla luce del posizionamento in classifica migliore, secondo posto, abbia la possibilità di poter anche pareggiare per poter passare il turno. Chiaramente sono previsti tempi supplementari, poi al termine dei supplementari a toccare Sani cerca, anzi Hernandez prova il tiro respinto da Tripoli in due tempi, dicevamo, qualora nei tempi supplementari il risultato fosse di pareggio, allora in quel caso sarebbe lo Sporting Alcamo a passare, ma chiaramente sono un po' di combinazioni che vi stiamo presentando, ma chiaramente bisogna fare parlare il campo, e il campo dice che al momento si è giocato da appena un minuto e il risultato è di 0-0. Nel frattempo continuiamo con le nostre statistiche, perché lo Sporting Alcamo si è classificata in classifica al secondo posto con 49 punti, dall'altra parte invece le Tremme Calcio a 5 con il terzo posto 8 punti meno, dunque 41, ma una grande stagione, soprattutto considerato la nascita di questa squadra soltanto ad agosto. Poi Parrino e la sblocca subito lo Sporting Alcamo, non sbaglia Francesco Parrino ed è 0-1. Comprensione difensiva da parte delle Tremme Calcio a 5, Parrino non se l'è fatto dire due volte, con la punta freddato un incolpevole Tripoli, avrebbe potuto fare veramente pochissimo da lì il portiere, e la gara è andata subito sull'1-0 dopo che sono passati appena un minuto e mezzo, dunque soltanto 90 secondi, già abbiamo il primo gol. Palla alta di Diddio che cerca di servire Scalavini, due non si sono capiti. Oggi presenti 3 under in squadra, in rosa, nel quintetto iniziale per Mister Mosca. Vediamo infatti Scalavino, Calvaruso e Tripoli. 3 under ma che sono veterani. Intanto fallo da parte di Parreno, che non è d'accordo con il direttore di gara, che indica il calcio di punizione. Fallo su Cutrona, capitano. Cutrona dice ai compagni di stare tranquilli. Nel frattempo si alza dalla panchina anche Carmelo Di Grazia, che potrebbe essere una delle mosse, una delle prime mosse, ma immaginiamo anche Runfolo. Diddio va in anticipo, però commette fallo. Poi c'è qualcosa con Monteleone, la partita subito si incattivisce un po', dopo nemmeno 2 minuti, con Diddio che parla con Monteleone. I due adesso si scambiano un cenno di intesa, però gli animi sono ben alti fin dai primi minuti, ma credo che sia forse scontato vista la grande posta in palio quest'oggi, che ricordiamo porterebbe una delle due formazioni direttamente alla finalissima intergirone contro il Futsal Ferla. Intanto Caresani ha anticipato Cutrona, sbaglia il tocco anche lui. Non c'è stata nessuna deviazione, dunque rimessa laterale con Caresani. Parrino va incontro, infatti viene servito, palla incontro sulla suola, adesso Caresani va verso il centro del campo, inseguito da Scalavino, buono che il suo lavoro con la suola, poi Cutrona allarga, Calvaruso scivola, un po' di testa, rischia tanto qui lo Sporting con Caresani, e adesso Parrino vuole il tiro che salta di Dio, Parrino ancora, Tripoli, e poi Hernandez non riesce ad impattare di testa, però chiamato un time out per il Tremme Calcio a 5, che al momento non è entrato in partita. E poi il grande tifo anche del pubblico di casa, molto numeroso quest'oggi.
campo Grimaudo di Alcamo per guidare i propri colori verso la finalissima. Una gara che al momento è sul risultato di 1-0, mancano ancora però 17 minuti e 46 secondi, insomma oggi anche con il cronometro fortunatamente possiamo darvi mostra di ciò che manca con precisione assoluta, ma nel frattempo precisione assoluta che è quella di Francesco Parrino, che ha sbloccato il risultato, ma nel frattempo si alza dalla panchina Runfolo e lui il primo cambio di Mister Mosca. Vediamo al posto di chi possiamo forse ipotizzare per Scalavino con Calvaruso laterale e Runfolo in avanti. Vediamo. Scalavino cerca di regalare un po' della sua tecnica oggi nel parquet, intanto Di Dio prende il tempo a Parrino, cerca un taglio, Scalavino la controlla, però poi dice qualcosa con Monteleone, forse qualche parola di troppo tra i due, ma nel frattempo rimessa laterale con Hernandez che batterà Facente da Caresani, esterno per Parrino, Di Dio lo porta verso l'uscita, palla direttamente in rimessa laterale con Di Dio, si avvicina pure Cutrona. Scalavino punta Caresani, va verso Di Dio, poi cambia il gioco anche lui, poi esulta il popolo di casa quasi come se fosse un gol per l'errore di Giuseppe Di Dio. Intanto sarà rimessa laterale ancora per lo Sporting Alcamo che si riaffaccia nuovamente con il proprio possesso. Nel frattempo si riscalda Imperato, dovrebbe essere forse lui il primo cambio anche per mister Emmolo, Antonino Emmolo, tecnico, fratello di Mauro Emmolo, che invece indossa la maglia numero 9, sempre dei padroni di casa. C'è anche qualche altro movimento in realtà in panchina, vediamo invece se lo Sporting Alcamo potrà regalare una delle giocate che spesso ha fatto durante il campionato. Intanto Caresani alla meglio, Caresani colla sul secondo palo, una buona palla per Hernandez, non ci è arrivato. Dicevamo quindi come chissà se possa effettivamente regalare il classico cambio di portiere con Guerrero per effettuare il quinto. Chiaramente il risultato al momento non lo sta facendo prevedere, però si riscalda Guerrero che potrebbe essere un'arma, sappiamo infatti la sua tecnica e anche grande abilità nell'effettuare questo tipo di tattica. Nel frattempo è Calvaruso con Hernandez, ovviamente un calcio da parte di Calvaruso, ma comunque stava cercando il pallone, non sembrava cattivo. Però è una gara molto nervosa, ma ripetiamo, credo sia anche forse normale, perché stiamo parlando comunque sempre di un playoff di C1 e dunque anche l'agonismo alle volte è protagonista in campo, alle volte anche più delle squadre stesse. Nel frattempo sarà rimessa laterale con Giuseppe Di Dio sul punto di battuta. Però si torna qualche metro indietro perché la palla deve essere sistemata nuovamente con Di Dio, c'è dietro Cutrona, nel frattempo continua il riscaldamento Runfolo, adesso con un po' di skip alti prova a velocizzare il suo ingresso in campo, potrebbe essere una buona mossa con il suo fisico sicuramente. Tanto Calvaruso per Scalavino, la tocca Caresani e poi la palla rimane lì e con forza Monteleone quasi verso la tribuna. E immaginiamo che se avesse preso qualcuno probabilmente avrebbe fatto anche tanto male, ma chiaramente lui ha spazzato il pallone, intanto Cutrona calcia, poi conclusione da fuori da parte di Hernandez, che ha fatto bene a provarci. Tripoli non era messo benissimo e dunque dicevamo occasione da una parte e dall'altra. Calvaruso, Monteleone perfetto nel suo anticipo, poi Parrino vuole fare tutto solo, Calvaruso ruba il pallone, si guarda intorno, casca giù, calcio di punizione subito dalla mano Parrino. Sarà un calcio di punizione importante per il 3 calcio 5, dovrebbe essere il secondo fallo realizzato da parte, sì, confermiamo, secondo fallo da parte del Sporting Alcamo. Mancano ancora 15 minuti e 55 secondi, sono passati 4 e 5, due falli da una parte, uno dall'altra, calcio di punizione Di Dio sul punto di battuta. In barriera vediamo soltanto Parrino, Di Dio potrebbe
concludere per la porta, ma forse è anche un po' complicato da lì. Ci immaginiamo uno schema, c'è Cutrona molto largo, vediamo, va Di Dio, calcio invece verso la porta, non la prende bene, Dalba molto tranquillo, lascia scorrere, poi il pallone chiaramente non c'è fretta di ribattere, Dalba chiama probabilmente un'uscita dalla pressione, alzando il dito, dicendo 3, e dunque vediamo questa uscita con Caresani anticipato nettamente da Scalavino con l'esterno, buono per il contrasto di Monteleone che al momento sembra veramente insuperabile quest'oggi. Intanto Di Dio, Cutrona allarga il gioco, ancora Di Dio, palla incollata, salta Parrino, poi cerca un taglio che non arriva, Cutrona, Di Dio, finta, quasi stava boccando Hernandez, poi è stato molto bravo a rimanere lì sulle gambe. Tempo scarpe per Di Dio, mancano poco più di 15 minuti, sono passati 5. Di Dio scivola anche un po', alza il pallone per Calvaruso, grande il suo lavoro, Calvaruso si gira, non riesce a calciare, viene fermato ma scivola di Dio ancora, si continua con Hernandez che può ripartire, c'è Parrino in mezzo, Hernandez vuole il dribbling ma sul sinistro Cutrona lo chiude, lo porta verso l'esterno e palla direttamente su Tripoli. Ottimo il lavoro di Cutrona, però forse Hernandez poteva fare di più perché Parrino era dall'altra parte completamente libero, da lì uno poi Parrino solitamente non se lo fa dire 2 volte. Di Dio, Calvaruso, grande lavoro come il centro basso, poi perde il possesso, ancora Hernandez, serve questa volta Parrino, invece qui forse poteva continuare da solo, ma nel frattempo è pronto al cambio forse anche Molinaro, che potrebbe essere il primo cambio forse per Cutrona o forse per Di Dio, vediamo. Caresani, buono che il suo lavoro, di prima sbaglia il tocco, Cutrona tranquillamente lascia scorrere dalle parti di Tripoli, ma nel frattempo si siede in panchina Di Grazia, continua il riscaldamento Runfolo, invece alzato, vediamo Molinaro. Va giù Calvaruso, tutto regolare, poi Dalba la tiene anche in campo, spazza più lontano che può, lascia scorrere Di Dio, Parrino buono nella pressione, poi Caresani la carezza e poi Di Dio mette una pezza, palla direttamente in rimessa laterale con Caresani che chiama forse calma e predica calma dalle proprie parti, vuole probabilmente dire ai compagni di giocare con più attenzione. Nel frattempo c'è stato anche un cambio per lo Sporting Alcamo, adesso vediamo conferma, dovrebbe essere uscito Hernandez, Parrino 2 volte, tutto fuori, Hernandez dentro Vivona con la maglia numero 27, Monteleone, buono l'aggancio, poi Parrino, Vivona, Parrino ancora rientra, va sul destro, palla incollata, va giù, scontro con Scalavino ma si continua, poi Cutrona, Calvaruso va giù, questa volta no, nemmeno fallo, era molto vicino, intanto fuori Di Dio, dentro Molinaro, questo è il primo cambio anche di Mister Mosca, incitato Molinaro adesso e si posiziona come laterale, Cutrona lo vediamo centrale, ma vediamo se poi due si scambieranno nel corso della partita, è una possibilità questa. Parrino, poi scontro tra Vivona e Cutrona, dunque possesso per Tripoli che scarica dalle parti di Cutrona, adesso Molinaro, primo pallone toccato anche in questa finale per l'esperto difensore ex Vecco. Cutrona con il sinistro cerca la porta, un tiro forse non è all'altezza delle sue qualità, perché nel riscaldamento vi raccontiamo anche questo, è un giocatore che ha calciato molto bene. Ecco, Imperato entra adesso in campo, scarica su Vivona che va sul fondo, palla in mezzo, Imperato, Tripolino, palla rimane lì, occasionissima per lo Sporting Alcamo. Poi Caresani chiama uno schema con Imperato che infatti si mette lì davanti, è entrato bene Imperato, ha avuto subito un'occasione, se l'è forse un po' divorata, intanto calcio da fuori Caresani, ha avuto una buona chance il numero 8, intanto dentro Finazzo, fuori Scalavino, questo il primo cambio sul laterale, dunque
sbattuto anche Runfolo in realtà per Calvaruso. Dunque cambia quasi tutta la formazione dello 3M Calcio 5, in realtà anche allo Sporting Alcamo, perché rimangono in campo soltanto, oltre chiaramente i portieri, rimangono in campo Caresani e Monteleone da un lato, dall'altro il solo Giorgio Cutrona. Palla alta, spinge un po' Molinaro, poi palla rimane lì, apparecchia per Imperato! E poi il gol del 2-0, la prima volta non è andata bene, la seconda sì, 2-0, esulta lo Sporting Alcamo. Se l'è fatto dire 2 volte. La carica da parte del pubblico di casa, dicevamo, non se l'è fatto dire 2 volte Imperato, che nella prima circostanza aveva trovato forse un po' di sfortuna, questa volta invece l'ha messa sotto la traversa, ha potuto fare veramente poco Tripoli in questo caso, da una distanza molto ravvicinata. È arrivato il gol del 2-0, mancano 12 minuti però, la partita è ancora aperta. Qui Monteleone di testa, scivola Dalba prendendo questo pallone. Adesso forse a Finazzo ha chiesto un po' di tecnica, un po' di fantasia per cercare di ribaltare le sorti di questo match. Vediamo, perché è un giocatore molto tecnico. Cutrona, Molinaro avanza, adesso palla su Finazzo, c'è largo Cutrona, servito adesso, fronteggia Vivona, poi Runfolo, scontro con Monteleone, va giù, ma si continua. Tripoli, Molinaro, aggancio non perfetto. Finazzo aggredito da Imperato, quasi stava per rubare il pallone. Il 19, poi salta in sta Monteleone, molto preciso, Vivona, accarezza doppio, passo va sul mancino, poi sterzata, viene aiuto anche da Finazzo in mezzo a 2, Finazzo lotta e vuole rubare il pallone, ci riesce, però subisce anche un fallo, dunque calcio di punizione per il 3M Calcio 5 che riparte con Cutrona dalle parti di Molinaro. Finazzo cambia tutto, Cutrona vuole il tocco per Molinaro, Finazzo con Caresani, la tiene in campo, no, non per il direttore di gara, sarà rimessa laterale per lo Sporting Alcamo con Caresani che vuole un tocco, trova però il petto da parte di Finazzo e dunque ancora una volta rimessa laterale, 2-0, mancano 11 minuti. Imperato, perché lo scambio col compagno, Imperato ancora, viene murato questa volta da Molinaro, fa un buon lavoro, 2-0 il risultato. 2 falli per lo Sporting Alcamo, 1 per il 3. Monteleone, grande gara per lui. Adesso Dalba direttamente per Vivona, poi Caresani si allarga molto bene, Caresani va sul fondo, potrebbe calciare, Caresani ancora mette palla in mezzo, Tripoli non la tocca soprattutto Vivona, palla in rimessa laterale per il 3M Calcio 5 che adesso deve forse cercare di riprendersi. Molinaro, palla imbucata, l'anticipo di Monteleone che quasi in stile Kung Fu allontana la palla più lontano che può. Una partita al momento sublime per il numero 4. Sarà dunque rimessa per il 3M con Cutrona, Tripoli e adesso Molinaro. Poi sbaglia l'imbucata, brutta palla. Sporting che chiaramente non ha fretta di battere, il risultato al momento sorride con il risultato di 2-0, però intanto vediamo subito uno dei marchi di fabbrica di questa formazione, perché Dalba lo vedete molto largo. Adesso torna tra i pali, potevamo forse vedere la formazione del quinto uomo, però così non è stato. E dunque Tripoli va subito a cercare Cutrona, si riparte dunque dal basso, uno dei giocatori con più fantasia, Molinaro forse ha chiesto qualche conclusione da fuori, lui che ha un grande tiro.
allarga il gioco, Finazzo prova a puntare su Caresani, vuole il fondo, va sul mancino, è una buona occasione quella di Finazzo, palla però in rimessa laterale per lo Sporting Alcamo che ribatte con Imperato, posizione molto difensiva, scarica su Caresani, si inserisce ancora il 19 che non arriva a prenderla, un po' in ritardo, questa volta l'ex centravanti del Bonifato Alcamo è passato da una sponda all'altra, dai colori verdi del Bonifato Alcamo con mister Filippi ai colori invece bianco-azzurri dello Sporting. Salta l'uomo Molinaro, poi rimane lì il pallone con Monteleone che ancora una volta è molto utile. Caresani intanto centralmente, Imperato, palla incollata sulla sola, nel frattempo è entrato anche Di Dio al posto di Cutrone e dunque questa è la prima volta che vediamo 4 uomini diversi rispetto al quintetto iniziale, anzi no, perché Di Dio ha iniziato dal primo, quindi non li vediamo nemmeno questa volta, ma nel frattempo ha chiamato un time out dalla terna arbitrale, chiaramente in questo caso di sponda dello Sporting, risultato di 2-0 con le reti di Imperato da una parte e poi il primo realizzato da Parrino, i due attaccanti, i due pivot, due degli uomini più attesi di questa partita. Chiaramente è facile pensare che gli uomini più attesi siano coloro che giocano più avanti, potremmo in realtà anche identificarne qualche altro. Sicuramente Fernandez e Caresani sono due giocatori molto importanti per lo Sporting. Dall'altro lato chiaramente possiamo pensare a Cristian Calvaruso, possiamo pensare sicuramente a Cutrone, Scalavino, manca invece, come ormai già da tante partite, Antonio Calò, uno dei più importanti di questa formazione, il numero 29, aveva trovato tanti gol, anche tanti assist, un'intesa con il duo, infatti prima era un trio con Scalavino e Calvaruso, con tanti gol, tante azioni, soprattutto in velocità e con tanta tecnica, un trio di under tra l'altro, quello del presidente De Simone, che era molto interessante. Intanto Molinaro alla meglio su Imperato, che fa valere forse un po' l'esperienza, il numero 6, un'esperienza che sicuramente non manca. Molinaro cerca anche il tiro, questa volta forse ha chiesto un po' troppo alla sua tecnica Molinaro. Poi Dalva chiama la pressione, anzi un'uscita dalla pressione, adesso Caresani può puntare Di Dio, vediamo se lo salta, Caresani torna dietro saggiamente dalle parti di Monteleone, ancora Caresani può puntare sempre Di Dio, vediamo cosa lo salta, Caresani calcia, respinto da Di Dio, poi riparte Ronfolo come un panzer il 19, Ronfolo non lo ferma nessuno, poi però è anche l'ultimo a toccare, rimessa laterale, però sta cercando di accendersi anche Emanuele Ronfolo. Ricavato il pallone, intanto mancano 8 minuti e 43 secondi alla fine di questo primo tempo. Molinaro mette un po' in difficoltà Finazzo, che lo tiene comunque sul terreno di gioco. Di Dio, Finazzo, palla poi in rimessa, dunque rimessa tra le per lo Sporting, dentro Salvatore Finazzo, invece fuori Caresani, e va infatti a battere subito il possesso. Nel frattempo è entrato anche Calvaruso per Ronfolo, Imperato trova ancora il taglio per Vivona, Finazzo un po' l'aveva tamponato, Calvaruso, lo spazio, Calvaruso, palla sull'esterno della rete, quasi un brivido per lo Sporting, però vuole riascendere la gara, ma vuole riaprire il 3 calcio a 5 e lo fa con le giocate di Cristian Calvaruso. Tempo pronto a entrare anche Scalavino al posto forse di Finazzo, vediamo. Di Dio, Molinaro allarga il gioco per Calvaruso, anticipo di Monteleone, ancora provvidenziale, rimessa laterale, Calvaruso mette il palla giù, mette subito in mezzo per Finazzo, era una grande palla, Di Vona lo stava fermando, anche, forse anche il tempo in realtà il numero 10, poi il nuovo cambio dentro Hernandez, fuori Di Vona.
anche il pubblico di casa un po' dice qualcosa di di gara, dicendo bisogna forse contare prima. Effettivamente lo Sporting chiaramente con astuzia e con esperienza guadagna qualche secondo. Di Dio allarga per Finazzo, buono l'aggancio Finazzo e poi il palo con la respinta spaccata di Dalba. Grande occasione per il Tremme Calciacentro sui piedi di Davide Finazzo, che per poco non riapriva veramente questa partita. Sarà rimessa intanto. Vediamo Di Dio, vediamo anche Molinaro, forse uno schema. Nel frattempo di Teregara dice qualcosa. Non si può continuare. Di Dio per Molinaro, Molinaro fermato dall'ottimo intervento di Finazzo, appena entrato e non è nemmeno l'ultimo a toccare. Dalba per Imperato con un aggancio, una buona palla quella del portiere. Di Dio forse un po' leggero questa volta. Finazzo rientra con la punta, la tocca Hernandez, poi Di Dio fronteggia Finazzo, poi lotta anche Monteleone e in un duello, forse in marcatura uomo su Calvaruso, libera Molinaro, insegue un po' il pallone ma riesce a prenderlo, poi Di Dio, c'è largo Calvaruso, vediamo se punta Monteleone, uno scontro che vedremo probabilmente per tutta la partita. Calvaruso, Monteleone affonda il tackle, poi continua ancora Calvaruso. Di Dio, forse ha perso qualche tempo di gioco, il 29, anzi il 27, chiedo scusa. Finazzo vuole il fondo, scivolata poi da parte di Hernandez, i due si scambiano un cenno di intesa, però è calcio d'angolo per il Trem, mancano 6 minuti. Di Dio cerca il secondo palo, non la tocca nessuno, palla che attraversa tutta l'area di rigore, non trova però nessuna zampata vincente e dunque rimessa dal fondo, nuovo cambio dentro Embolo al posto di Imperato. Alterna 3 pivot dunque mister Embolo, uno è il fratello, gli altri due sono Parrino e Imperato. Sono 6 minuti quelli che mancano al momento, alla fine della prima frazione. Intanto Scalavino in mezzo a due, scontro con Embolo, poi il pallone va direttamente da Tripoli. Scalavino di prima con l'esterno, una buona palla, Monteleone ancora, è l'unico Monteleone a non essere mai uscito da questa gara, oltre chiaramente i due portieri. Molinaro c'è che mancino, poi Calvaruso anticipa Monteleone, forse c'è fallo ma si continua e poi Molinaro con super Dalba. Scalavino non riesce a girarsi, ma che occasione ancora per lo Sporting. Poi va un po' a colloquio Calvaruso con i suoi avversari, Molinaro cerca la porta, Scalavino ancora. C'è qualcosa tra Calvaruso e Monteleone, poi sporca il passaggio il numero 4, lo aggancia Molinaro e anche giallo, intervento non cattivo, ne subito scusa. E infatti poi è bella parte 5 tra i due, bellissimo gesto, quello che chiaramente vogliamo vedere sempre all'interno di tutte le partite, tutte le manifestazioni sportive. E dunque calcio di punizione, è rientrato in campo anche Caresani nel frattempo. Rimasto in campo Finazzo, così come Embolo ed Hernandez. Dunque Caresani al posto di Monteleone, dicevamo dunque che era l'unico giocatore a non essere mai uscito, quasi un po'. Abbiamo chiamato il cambio. Schema Caresani per Embolo che vuole girarsi, lo fa molto bene, poi calcia con la punta, Di Dio la tocca, poi Calvaruso si mette molto duro lì e poi palla che passa e Tripoli se la ritrova quasi lì, fa subito ripartire Calvaruso, contropiede del 3M fermato da Ramiro Caresani, poi Di Dio con Embolo, qualche scaramuccia, però non ci siamo accorti di cosa perché stavamo commentando il contropiede di Calvaruso. Nel frattempo Di Grazia dovrebbe fare il suo ingresso per Molinaro. Intanto a dare, forse a fare un po' la pace.
dei giocatori, ma non abbiamo capito sinceramente di cosa si tratti. Dovrebbe essere tutto rientrato comunque, e dunque rimessa laterale con Calvaruso sul punto di battuta. Di Dio cerca Di Grazia, si gira molto bene, poi scivolata di Finazzo, entrato bene in partita anche lui, poi palla direttamente per Di Dio, murato da Emmolo, poi i due ancora si scambiano qualche parolina di troppo probabilmente. Nel tempo il pallone dovrebbe essere andato, vediamo, infatti c'è un nuovo pallone, è scomparso il pallone, però ce n'è un altro, sembra altrettanto buono chiaramente. Di Dio, cambia gioco, Scalavino, punta la difesa, due volte Scalavino, ubriaca tutti, Scalavino sul destro, può calciare! E poi la respinta di Dalbo, ma che giocata di Francesco Scalavino, che quando si accende, che quando decide di giocare con la sua tecnica, fa sempre una giocata impressionante. Calvaruso molto indietro adesso, si punta Caresani, palla che passa per un istante, poi Scalavino riesce a passare, poi va giù, Finazzo che esulta quasi come un gol. Nel frattempo mancano 4 minuti e 47 secondi, lo potete vedere nel tabellone in alto, però è scritto anche molto piccolo, non è facile da leggere. Fallo di Scalavino da dietro. C'è un cartellino, vediamo, sembra di no. Giù Emmolo che da quando è entrato ha fatto tanto lavoro sporco, guadagnando posizioni, ma anche con il lavoro di quelli che forse non tutti fanno, ma che va fatto. Nel frattempo dentro anche Parrino al posto di Finazzo, e dunque dovrebbe giocare come laterale, marcato a uomo subito da Di Grazia. Emmolo scivola, una brutta botta per il 9. Si poteva, sarà rimessa laterale, non rimessa dal fondo. Scalavino punta la difesa, sbaglia tutto, Hernandez calcia, respinta, poi scivolata di Dio, calcio d'angolo. Azione importante ancora per lo Sporting, che continua ad attaccare con Hernandez, vuole dietro Caresani che calcia con la punta! Forse una deviazione, forse no, però il risultato è di 3-0, esulta Caresani col pubblico di casa. Da parte dello Sporting Alcamo, con Parrino che invece dice ai propri compagni di giocare con la calma. Il pallone è lontano, viene restituito adesso per poter tornare in campo. Dovrebbe esserci stata una deviazione comunque sul tiro. Tanto Parrino restituisce il pallone ancora ad Emmolo, va sul sinistro, poi rientra sul destro, Emmolo ancora calcia, respinto da Di Grazia, si riparte con Cristian Calvaruso che perde qualche tempo di gioco, si gira adesso Calvaruso con l'esterno, si appoggia Scalavino due volte, poi vince il rimpallo con Caresani, Scalavino, scivolata di Hernandez, poi Scalavino rientra due volte, scivolata, va giù, si continua, invece no, perché c'è un intervento irregolare di Scalavino, secondo fallo consecutivo per il giovane classe 2000. L'ennesimo fallo da chi viene conquistato? La risposta è semplice, Emmolo, che è entrato, e da quando è entrato ha fatto quel tipo di lavoro che, ripetiamo, ho detto in precedenza, non tutti fanno, quello di andarsi a prendere tutti gli interventi irregolari degli avversari, un
grande lavoro sporco che al momento sta realizzando benissimo. Intanto Calvarus un po' con le mani, Caresani rischia tanto, poi deviazione, rimessa laterale. Ma Calvaruso a battere, va in mezzo forte, prende in pieno Caresani, ancora azione offensiva per il 3 calcio a 5 che cerca libera di Grazia, poi scontro con Parrena più veloce, si immola, mette in mezzo Berembolo e poi la parata di Tripoli che chiude la saracinesca e la partita rimane sempre sul 3-0. Poi Parrino è scivolato dopo l'assist di Calvaruso. Scalavino per Di Grazia, palla fuori. Mancano 3 minuti e 11 secondi alla fine di questo primo tempo, risultato di 3-0 come potete benissimo vedere nel nostro scoreboard. Dentro Cutrona, fuori Di Grazia nel frattempo, con Di Dio Cutrona, Calvaruso e Scalavino. Dunque si è ripresentato il quintetto iniziale di Mister Mosca. Dall'altra parte invece è entrato nuovamente Vincenzo Imperato, questa volta insieme a Parrino. Sarà rimessa, Caresani allarga tutto per Imperato, scontro con Tripoli. Poi va giù nel frattempo Hernandez, scontro con Calvaruso. Vivona cerca Caresani, poi Parrino lotta con Scalavino, la meglio Scalavino che punta, cerca il tiro di punta, Dalba blocca senza problemi, fa subito ripartire i suoi con Imperato, rimane giù Di Dio nel frattempo. Uno scontro tra i due, scontro fisico. Si è rialzato Di Dio, si tocca al momento la zona lombare, nel frattempo si allaccia le scarpe anche Vivona. Il pallone restituito con grande sportività, che nonostante sia una finale comunque stiamo vedendo una gara molto corretta. Qualche fallo ovviamente sì, ma tutto nei limiti. Intanto Calvaruso cerca con la punta, scivolata di Caresani ancora una volta che si immola per i suoi. Sarà calcio d'angolo con Calvaruso, vediamo se c'è uno schema. Di Dio, Cutrona vuole rientrare, Di Dio non tocca il pallone, lascia scorrere, lo tiene in campo Tripoli. Poi sbaglia passaggio anche lui. C'è un po' in difficoltà il tram. Matteo Vivona questa rimessa, non ha fretta. Parrino, Imperato, adesso Caresani. Nel frattempo si riscalda Ronald Guerrero, portiere. Chissà che non possa prendere il posto di Dalba. Sappiamo del loro dualismo, si dividono molto spesso le partite. Scalavino, niente sul destro, apparecchia per Di Dio, adesso apre dalle parti di Calvaruso che cerca anche la porta. Caresani poi respinge ed esulta come un gol. Di Dio vuole il sinistro, deviazione. Di Scalavino dovrebbe essere stata, infatti sì, perché è rimessa laterale per lo Sporting Altomo. La lunghissima di testa, poi la sponda di Vivona, non è una brutta idea per Imperato e qui è riuscito anche ad avere la meglio su Di Dio.
Ottomatico, il pallone vado fuori, intanto va giù Calvaruso, si continua, Parrino va sul destro, cerca di saltarne le due, ci riesce, poi Imperato con la punta! Ed è 4-0, ha fatto tutto Parrino! Poi il gol, forse la cosa più semplice, è toccata di Imperato, però che giocatore Francesco Parrino! C'è qualche dubbio forse per l'intervento di Parrino su Calvaruso? Dunque dicevamo, c'è qualche dubbio forse per l'intervento di Parrino su Calvaruso, sembrava potesse esserci un fallo, però non per i direttori di gara, ricordiamo il signor Falzone e il signor Iacona. Nel frattempo è entrato in campo Salvatore Girgenti. Cutrona rientra sul sinistro due volte, sbaglia questa volta il dribbling e poi Vivona allarga per Imperato che cerca sul secondo palo, Parrino una buona palla ma Tripoli si fa trovare davanti, poi Girgenti per esempio qui commette fallo abbastanza netto. Direi che è giallo per Caresani nel frattempo. Diceva di no, però sembrava abbastanza netto questo intervento, irregolare, una spinta vistosa. Nel frattempo mancano 29 secondi alla fine di questo primo tempo, dunque immaginiamo forse due azioni, una o due azioni potrebbero effettivamente esserci. Vediamo. Girgenti. Poi il Parrino ferma Cutrona. Va Cutrona a battere, c'è di Dio. Si avvicina a Scalavino anticipato da Vivona, poi D'Alba mette tutti d'accordo, mancano 8 secondi, Parrino la aggancia ma non riesce. Poi di Dio, ma nel frattempo c'è un giocatore a terra. Si tratta di Caresani, dovrebbe essere. Stavamo completamente guardando da tutt'altra parte perché non ha rimessa. Giù Caresani dovrebbe essere. Stiamo cercando di capire cosa è successo. Al momento gioco fermo, mancano 3 secondi alla fine del primo tempo. Si sta rialzando nel frattempo Ramiro Caresani, uno dei migliori in campo quest'oggi. Un gol e manca un cartellino giallo. Stiamo cercando di capire ciò che è successo. Nel frattempo hanno riportato la calma il signor Iacona e il signor Falzone, chiedo scusa. Gioco ancora fermo però, forse c'è qualche cartellino, vediamo. Confusione al momento qui, risultato invece di 4-0. Sono un po' colloqui un po' tutti in realtà. Anche Cutrona sta cercando di dire a tutti. Ha detto rosso per Finazio.
frattempo, però non sappiamo per quale motivo. C'è veramente tanta confusione adesso. È un peccato perché era una partita molto tranquilla, poi però qualcosa è successo. Comunque il rosso per Finazzo, però non sappiamo perché. Nel frattempo anche Utrona a parlare. È una partita anche negli spalti nel frattempo, nonostante tutto. Gioca ancora fermo, mancano sempre 3 secondi alla fine della partita. Dunque immaginiamo forse soltanto un'azione, ma forse nemmeno. Adesso dovrebbe essersi un po' calmata la situazione. C'è stato un cartellino rosso, dicevamo, quello per Davide Finazzo, ma finalmente si può tornare in campo. Però il pallone deve essere rimesso in campo. Utrona va lunghissimo, quasi un tiro. Adesso mancano 2 secondi. Palla lunga direttamente da Tripoli. E poi finisce il primo tempo con il risultato di 4-0 per lo Sporting Alcamo. Una partita bellissima al momento, con il risultato che al momento recita 4 gol di vantaggio per la formazione di casa, che è sempre più vicina alla finalissima contro il Futsal Ferla. Noi intanto, come sempre, vi chiediamo di aspettarci, perché qui il secondo tempo della sfida tra Sporting Alcamo e Tren. A dopo. Abbiamo iniziato bene subito, infatti in una bella giocata siamo stati in vantaggio. Poi in una disattenzione nostra abbiamo regalato una punizione al limite, però il giocatore del Castellammare ha tirato una punizione che magari si vede in categorie superiori, quindi bisogna fare i complimenti al giocatore che ha fatto un gran gol. Nel secondo tempo poi devo essere sincero, abbiamo iniziato bene, però diciamo che nel momento migliore nostro abbiamo preso purtroppo questo gol. Però la cosa positiva è che non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto assolutamente, perché devo essere sincero, oggi la differenza penso proprio che l'hanno fatta le motivazioni. Castellammare, con tutto il rispetto, è una buonissima squadra, ben organizzata, ben allenata. Mione naturalmente è uno che sa il fatto suo, però dal canto nostro, diciamo, abbiamo avuto, tra virgolette, dico virgolette, un piccolo vantaggio, perché magari loro, sai, hanno già raggiunto il loro obiettivo stagionale. Noi ancora purtroppo lo dobbiamo raggiungere, e lo dobbiamo raggiungere fino alla fine, dando il massimo, buttando il cuore oltre l'ostacolo. E oggi siamo stati bravi proprio nel momento tra virgolette più delicato, ecco, perché non era assolutamente facile rimontare una partita 2-1 a forse 25 minuti dalla fine, e siamo stati bravi a pareggiarla e poi con il calcio di rigore a portare il risultato sul 3-2. E poi devo dire, poi da lì in poi non abbiamo subito, diciamo, non abbiamo subito nessuna palla pericolosa, ecco. Loro hanno iniziato a giocare questa palla, a buttarla dentro, noi ci siamo difesi abbastanza bene e abbiamo amministrato bene e abbiamo portato la partita in porto. Al mio ingresso la situazione mentale, quella gioca sempre al favore di chi subentra l'allenatore, perché i ragazzi vogliono assolutamente tutti quanti mettersi in mostra, anche chi giocava meno, e devo dire che lì ho trovato una squadra veramente preparata, una squadra veramente con grandissima voglia, con grandissimo sacrificio. Infatti alla mia prima
panchina, siamo andati a vincere a Misilmeri contro un'ottima squadra, poi abbiamo rivinto in casa contro l'Aspra, poi purtroppo è arrivata una brutta batosta ma giocavamo contro la prima della classe e ci può stare andare a perdere a Caltanissetta. E poi siamo un po', tra virgolette, ci siamo un po' adagiati e devo dire che le migliori risposte le stiamo dando adesso fuori casa, perché sappiamo quello che vogliamo, ci mettiamo lì tutte 11 linee dalla palla, cerchiamo di stare stretti e ripartire, e siamo stati bravi sia nella scorsa trasferta con l'Atletico Palermo e anche oggi. In casa devo dire, è vero, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, un po' di sfortuna, ma nel calcio purtroppo lo sappiamo, e poi alla fine la fortuna e la sfortuna penso che si va a compensare. Tempesta sicuramente è un giocatore importante per noi, anche se lui è un under, perché è un 2004, ha avuto il piacere di affacciarsi nel campionato nazionale dilettanti e oggi non stava al meglio, in settimana aveva preso una botta al ginocchio, quindi era inutile rischiarlo o nemmeno portarlo in panchina, perché non era il caso, non ci avrebbe dato assolutamente niente. Però se lui capisce che può diventare veramente un giocatore importante, a noi di sicuro ne possiamo trarre beneficio e ci può dare una grossa mano, e quindi mi auguro che già dalla prossima settimana di averlo a disposizione al 100%. Parte Tempesta, ma oggi forse è stata l'unica settimana che ho avuto tutta la rosa a disposizione, perché ogni settimana abbiamo avuto delle grosse assenze, tra infortuni, squalifiche, mi riferisco a Najib, mi riferisco a Simone Guaiano la settimana scorsa, cioè, molte volte abbiamo messo in campo, o meglio anche per arrivare a 20, 3-4 juniores. Oggi, a parte Tempesta, avevo tutta la rosa a disposizione, addirittura qualcuno è rimasto a casa, qualcuno che fa parte della rosa della prima squadra, quindi io mi auguro e spero di avere sempre più abbondanza possibile, che possa essere Tempesta, che possa essere qualsiasi giocatore, perché loro lo sanno, io voglio che loro tutta la settimana danno il massimo e mi mettano veramente in grossa difficoltà per poi scegliere gli 11, perché poi domenica la devo mandare in campo. Oggi era per noi la prima finale, ne mancano altre 3, ne giocheremo adesso 2 in casa e l'ultima fuori casa. Sappiamo che in queste 3 partite, se ci vogliamo salvare direttamente, dobbiamo fare più punti possibili. È inutile guardare gli altri, guardare gli avversari, noi intanto prima dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di dare il massimo, di fare grandi prestazioni, perché loro lo sanno, facendo una grande prestazione il risultato poi è una conseguenza, e poi magari dopo aver raggiunto la nostra vittoria, poi magari possiamo guardare anche gli altri e fare un po' di conti, però ripeto, dobbiamo guardare a noi stessi. Io penso che abbiamo tutte le carte in regola per poterci salvare direttamente. Ho avuto, tra virgolette, una pausa, ma una pausa più che altro perché io, grazie a Dio, ho il mio lavoro che mi tiene abbastanza impegnato, e non ti nego che in questi anni ho avuto diverse proposte da poter allenare, però il mio lavoro mi tiene stretto naturalmente alla mia città, non posso spostarmi più di tanto, quindi se io riesco a trovare, e tra l'altro non solo a trovare, anche a divertirmi in una società seria, infatti ho sposato questo progetto Accademia perché è una società seria, gente seria che sa fare calcio, e quindi riesco anche nello stesso tempo sia a dedicare tempo al mio lavoro, ma nello stesso tempo a dedicare anche al calcio, che naturalmente è la mia passione, lo faccio da quando ero bambino, e quindi mi diverte tantissimo allenare questi ragazzi e lo faccio col massimo impegno e con il cuore. Prendiamo quello che di buono abbiamo preso, cioè la vittoria, che non era facile, perché perdere 2-1 qua a casa contro il Castellammare e ribaltarla non è assolutamente facile. Guardiamo la prossima, partita dopo partita, sappiamo che dobbiamo dare l'anima, ogni partita ne abbiamo adesso 3 finali e dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Non è stato facile, complimenti a Castellammare, che è veramente una bellissima squadra, una squadra bella compatta. Siamo stati bravi a ribaltarla e prendiamo i 3 punti, che è quello che c'è di buono. Con Simone sta andando discretamente bene, dai. Abbiamo avuto qualche stop, infortunio, che giustamente ci sta, l'età arriva per tutti, però adesso sta andando bene, siamo concentrati sul nostro obiettivo e sappiamo quello che dobbiamo fare. Tantissimi anni fa, tanti bei ricordi, è sempre stato un campo difficile, qua poche per squadre venivano a vincere, grazie alla società, grazie al mister,
e che è veramente una persona preparata e una grandissima persona. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Sporting Alcamo e Tremme Calcio a 5, risultato di 4-0 al momento per i padroni di casa. Diamo subito le scelte di Mister Mosca, perché tra i pali c'è sempre Tripoli e poi Diddio, Calvaruso, Girgenti, Cutrona a completare il quintetto. Dall'altra parte invece vediamo un cambio subito tra i pali, dunque Guerrero che prende il posto di Dalba, una grande prestazione per il portiere. Poi giocano Parrino, vediamo anche Hernandez, Caresani e Monteleone, dunque lo stesso quintetto che è iniziato anche il primo tempo, ad eccezione del cambio tra i pali con Guerrero, quindi il posto quindi di Dalba, riuscito comunque a mantenere la porta inviolata e dunque fare un grande risultato. Ha avuto anche una buonissima, ha fatto anche una grande parata sul tiro realizzato da parte di Scalavino, un tiro ad incrociarlo, spaccata molto bravo, così come nella conclusione prima, sempre dello stesso Scalavino, anzi chiedo scusa, di Finazzo in quel caso, che calciò sul primo palo, lui spaccata, toccò quel pallone e poi il palo negò il gol al Trem, ma nel frattempo inizia anche il secondo tempo, in questi 20 minuti di gioco tra Sporting Alcamo e Trem Calcio a 5, risultato di 4-0 per i padroni di casa. Calvaruso nel frattempo non riesce a mantenere il pallone in campo, però è rimessa laterale. Va di Dio sul punto di battuta, adesso il Tregale dice di aspettare il fischio probabilmente. Ricordiamo la terna arbitrale formata da Falzone, Iacona e poi il signor Colletta come crono. Va Caresani a battere la rimessa, va a lungo a cercare Parrino sulla profondità, aggancio non perfetto da parte del numero 10 Cutrona, si appoggia da Diddio, adesso Calvaruso, tiene sempre in linea Trem, Diddio, ancora Cutrona, carezza col mancino, vede lo scatto di Girgenti con l'anticipo di Monteleone, al momento perfetto nella sua prestazione. Diddio per Girgenti, l'ultimo tocco è stato del difensore di no, invece no, è stato di Girgenti, dunque rimessa con Caresani, vediamo Guerrero qui molto largo, il dribbling su Diddio, quasi stava per riuscire, palla è terminata fuori, ma è una cosa che vedremo probabilmente per il resto della partita. Calvaruso stria con la punta, Girgenti in versione pivot, vuole girarsi, non riesce con i tempi giusti e palla poi in rimessa dal fondo.
Calvaruso alza questo pallone in fase difensiva. Palla in mezzo, Tripoli blocca e fa riprendere immediatamente Calvaruso, scontro con Caresani, Parrino, Guerrero sempre molto tecnico, fa ripartire i suoi Monteleone, testa chiude di Dio, poi Calvaruso, scontro con Monteleone ma tutto ok, attacco di Dio, mette un po' in difficoltà Cutrona, riesce comunque a controllarla, Di Dio, poi Girgenti, buon lavoro da parte dell'attaccante ex Resultana San Lorenzo. Tripoli va a lungo, poi Hernandez, una buona spazzata in questo caso. Cutrona verso Di Dio, può avanzare il numero 7, si prende il campo ma concede il tocco a Calvaruso che può puntare Caresani, ci va adesso, cambia gioco, Di Dio rientra, Parrino non abbocca, Tripoli va ancora a lungo, non è la prima volta in questo secondo tempo, sbaglia Hernandez e poi Cutrona vince il rimpallo sulla seconda palla, ancora Calvaruso, sempre molto tecnico, Calvaruso va giù, si continua, si rialza Calvaruso, va in mezzo, questa volta subisce fallo da parte di Monteleone, calcio di punizione. Poi chiama anche la distanza Cristian Calvaruso, perché da lì potremmo ipotizzare anche una conclusione diretta di un destro, dunque Cutrona potrebbe non essere una soluzione. Infatti in barriera vediamo Parrino ma anche Caresani che forse si stacca in realtà, Guerrero sta sistemando la barriera, ma Calvaruso uno schema per Di Dio che calcia male, palla fuori. Guerrero va lunghissimo a cercare l'aggancio di Hernandez, lavora molto bene anche con il fisico, Hernandez calcia verso la porta, non la inquadra, ce l'ha comunque Tripoli pronto ad intervenire ma il gioco non vuole fermarsi nemmeno un istante, subito si riparte con Girgenti, il tacco, palla perfetta per Cutrona e Guerrero perfetto invece in spaccata a negare questo gol. Girgenti ancora, poi Caresani per Parrino, contropiede contro Di Dio, Parrino con la punta, deviazione, poi la tocca anche Monteleone, molto sfortunato perché la rimessa è del Trem. Cutrona imbucata per Calvaruso, non ha buona idea, ma ottimo l'apporto invece di Girgenti che in precedenza aveva realizzato una grande sponda per Cutrona. Di Dio, Girgenti sempre sponda perfetta per Di Dio che calcia, respinta e poi Caresani mette una pezza, allarga per Hernandez che cerca invece Parrino, sembrava una palla ottima, così poi non è stata. Calvaruso, poi fallo di Caresani, anzi no, fallo di Calvaruso. Hernandez cambia gioco, Parrino la accarezza, vediamo se punta e calcia, Parrino va sul sinistro, fermato da Cutrona, ancora Parrino e Tripoli mette il piede nel momento giusto, palla in rimessa laterale, sempre zona offensiva per lo Sporting quando mancano 16 minuti e 10 secondi. Fa Caresani, Parrino, ancora Caresani, rientra, può calciare adesso, viene smorzato però il suo destro dal piede di Cutrona, sarà calcio d'angolo, chiaramente Sporting come diciamo anche nel primo tempo non ha fretta di battere, è vero che comunque c'è sempre il tempo effettivo, però spezzare il gioco potrebbe essere utile. Intanto Parrino sbaglia la sponda, si riparte con Girgenti, ottima il dribbling, allarga per Calvaruso, male questa volta, poi Parrino, forse il primo errore di Girgenti, Parrino avanza, cerca il passaggio ma non passa, poi con un rimpallo quasi riprende il pallone Monteleone, intanto Caresani
fa centrale, va giù, sconto con Calvaroso, ma si continua. Di Dio, ottimo il dribbling, Di Dio, le finte, Di Dio, calcia! Palla sul palo lontano che non entra. Buona azione di Dio. Guerrero per Parrino, si aggancia con Di Dio, ma per il direttore di gara non c'è nulla. Cutrona, Calvaruso, buono l'aggancio, cosa è punta, poi scontro con Monteleone, palla in rimessa, Calvaruso c'è vicino, Di Dio, poi Cutrona, calcia, Guerrero ancora, sta rispondendo presente nonostante sia entrato soltanto nel secondo tempo il portiere. Cutrona ancora, e questa non è uscita veramente di tanto. Poi Tripoli restituisce il possesso allo Sporting, che chiaramente non ha fretta. Andrà Guerrero comunque. Palla lunga per Caresani che non può controllarla, era molto complicato. Nonostante il pallone di Guerrero non fosse sbagliato in realtà. Intanto Cutrona va centrale, sbaglia perché intercetta Parrino. Che partita di Parrino comunque. Un gol, un assist. E Cutrona, l'ultimo tocco è dello stesso Parrino, no! Guerrero, di petto Cutrona, lo anticipa questa volta, poi Calvaruso, palla incollata sulla suola, Parrino ancora. Tipo, chiamato il time out dal 3M, comunque un piccolo momento di pausa, piccolo momento di break. Adesso ci saranno dei cambi perché Molinaro, Ruffolo potrebbero essere gli indiziati ad entrare. Vediamo se effettivamente sarà così. Dall'altra parte sicuramente Vivona ed Imperato potrebbero essere invece delle soluzioni più che valide. Vediamo se effettivamente sarà così. Sicuramente ciò che possiamo dire con assoluta certezza è che manchino 14 minuti e 44 secondi alla fine di questa seconda frazione, di questo secondo atto all'interno di questo spettacolo chiamato calcio a 5, chiamato futsal, chiamatelo come volete, ma chiaramente si parla di questo. Però il 3M giocherà col quinto uomo perché Di Dio sta indossando una casacca con la spaccatura dietro, quindi chiaramente è quella del quinto uomo per permettere al direttore di vedere il suo numero. E dunque quinto uomo per il Terna che prova il tutto per tutto. Cutrona, ci immaginiamo dunque una gara adesso molto tattica, Molinaro, Cutrona, Di Dio, chissà che magari la conclusione di Molinaro non possa essere una soluzione. Con in campo anche Ruffolo nel frattempo che si mette accanto a Calvaruso, è uscito invece Scalavino, Di Dio, calcia, e poi Guerrero che va verso la porta, non è precisissimo, ha fatto bene comunque a provarci. Di Dio, Molinaro, Ruffolo, la tiene in campo, poi Di Dio, e si allarga ancora dalle parti di Molinaro che apre per Ruffolo, brutta palla però anche per l'esperto giocatore ex vecchio Palermo Calcio a 5 tra le tante, Caresani, però il pallone non era sulla linea e dunque rimessa laterale, già ammonito Caresani, ricordiamo. Dunque Tripoli torna in panchina per lasciare spazio invece a Di Dio, che quindi fa il quinto uomo come anche in precedenza.
Molinaro. Runfolo va giù, si continua a Caresani, la tocca con la punta, però palla era già fuori. Ma Molinaro, di Dio, guarda la porta, ci pensa forse un attimo. Cutrona per Calvaroso, è chiuso ancora da Monteleone. Che partita! Cutrona, Molinaro, di Dio, Molinaro, Cutrona cerca la porta, doppia deviazione, tocca anche Calvaroso. Anche un po' di sfortuna, però tanto è rientrato in porta, anzi di Dio, è in porta. Portiere sicuramente molto tecnico, questo sicuro. Molinaro si resta quindi con il quinto uomo, con Cutrona. C'è ancora largo Molinaro. Cutrona, di Dio, rientra, punta. Cutrona, carica il mancino. Non la tocca Guerrero, forse sì, vediamo. Non la tocca per il diretto di gara. Entra in porta Tripoli, testa Cutrona, aggiusta per Imperato con grande lavoro da pivote. Imperato ancora! E poi calcio di rigore. È giallo anche per Cutrona. E adesso tiro dal dischetto per lo Sporting Alcamo. Ma forse calcio di punizione? No, dovrebbe essere rigore. E infatti è rigore con Imperato che andrà a battere lui questo rigore, lui che se l'è procurato. Molinaro dice calcio di punizione. Vediamo. Dovrebbero aver indicato il dischetto. E infatti è tiro di rigore, calcio di rigore. E va Guerrero. Va il numero 1 Ronald Guerrero che potrebbe trovare la manita. Vediamo come calcerà, se cercherà la precisione o la potenza. Immaginiamo la potenza, però vediamo come calcia. Va indietro Molinaro, così come Imperato, rimane immobile invece Runfolo. Va Guerrero col mancino, passetti per Guerrero, non sbaglia ed esulta verso il pubblico di casa. Fa vedere anche un tatuaggio probabilmente, anzi no, il parastinco, no, un tatuaggio invece. Ed è 5-0. Risultato quindi di 5-0 per lo Sporting Alcamo, una doccia freddissima per il Trem che non aveva iniziato male il secondo tempo. Di Dio. Scalavino, di Dio per Molinaro che calcia, viene preso da Caresani, poi Imperato, Molinaro preciso nel contrasto. Sporting Alcamo che dunque è vicinissimo, veramente più che mai, alla finalissima contro il Futsal Ferla. Dopo un campionato sfumato praticamente nelle ultime 2 giornate, perché ricordiamo la sconfitta contro il CUS Palermo che ha sancito poi la vittoria del campionato maschile del CUS, nonostante sia arrivata poi chiaramente nel turno successivo. Intanto Scalavino, Contesa Guerrero, poi calcio di grazia, anzi Runfolo, palla fuori. CUS che poi ha ottenuto la vittoria di questo campionato contro l'Akragas. Ma è sicuramente stato sicuramente lo scontro diretto contro lo Sporting Alcamo ad avere sancito quasi la chiusura dei giochi, con il CUS che aveva bisogno soltanto di non perdere. Intanto calcio da fuori, ci ha fatto Caresani esterno della rete, diciamo dunque come il CUS invece avesse bisogno di non perdere la partita contro l'Akragas in trasferta, poi pareggiata con il risultato di 2-2, sempre qui ricordiamo sui canali sportivi iniziata
mandata, così come tutte le gare del Quiz Palermo. Di Dio apre, poi scivolata di Monteleone, sta confermando veramente uno dei migliori in campo, sicuramente lo è. Intanto Molinaro da fuori, Guerrero respinge, poi Scaravino anticipato sempre da Monteleone. Sarà calcio d'angolo per il Trem che non vuole mollare, mancano 11 minuti nel frattempo. Molinaro calcia, Imperato ancora si immola. Poi Di Dio un po' arrabbiato perché voleva piuttosto che questo pallone si giocasse. Molinaro per la conclusione, poi Calvaruso sfonda, Di Dio! Adesso anche la sfortuna per il Trem calcio a 5 dopo la grande sponda di Calvaruso e il buon lavoro di Ronfolo, poi calcio Di Dio invece 2 volte, si impenna col mancino. Poi palla lunga per Imperato di testa, la tocca Ronfolo, il palo e poi non trova il gol, veramente da mezzo metro Imperato, un po' sfortunato. Ronfolo sbaglia il passaggio. Di Dio, stato vicino più che mai al gol Di Dio. Poi Scaravino sbaglia, Guerrero la tiene perfettamente in porta! Doppietta personale per Ronald Guerrero che fa 6-0 ed esulta anche dalle parti delle telecamere di Alcamo. 6-0. In precedenza aveva calciato con potenza dalle proprie parti alla porta avversaria, non era stato fortunato, questa volta invece con una grande maestria. Se andate indietro nella diretta potete vedere anche lui come calcia, perché ha calciato quasi una conclusione a giro, facendo un po' rimbalzare il pallone, insomma non facile, soprattutto con un pallone di rimbalzo controllato. Però Guerrero è un giocatore che ci ha abituati anche a questo. Scaravino, Cutrona, Ronfolo. Di Dio, si continua con il quinto uomo, Cutrona allo spazio, può calciare adesso Imperato, respinge, poi Cutrona vuole un dribbling, gli riesce, va sul destro, poi rientra sul mancino, Cutrona ancora 2 volte, Cutrona in mezzo a 3 sbaglia, poi riesce ad avere la meglio, ma poi sbaglia e calcia nel frattempo anche Hernandez, però il gioco era già fermo. Cambia gioco, Calvaruso rientra bene ma non contro Monteleone, poi Ronfolo in anticipo non arriva, poi Imperato sfiora il 7° gol. Mancano 10 minuti, siamo ormai a metà di questo secondo tempo. Sono andati via già 3/4 di partita, manca l'ultimo quarto. Di Dio, Imperato mette quasi un pallone per allontanare, per cercare la porta. Cutrona, Di Dio, la carezza con la suola, palla in verticale per Calvaruso che non l'aggancia, poi Guerrero ancora potrebbe trovare anche la tripletta, smarca tutti, poi Ronfolo, un intervento forse un po' troppo veemente, commette fallo, a chiedere scusa al portiere, bel gesto da parte di Ronfolo, comunque di chiedere immediatamente scusa al proprio avversario. Guerrero aveva provato una volata delle sue, ha subito però fallo e dunque calcio di punizione. Vediamo Hernandez sul punto di battuta, Imperato lo vediamo invece lì davanti a colloquio quasi con Cutrona, invece il ritorno in campo anche Finazzo con la 22. Hernandez potrebbe forse calciare, ma in realtà è molto complicato. È andato in campo anche Capitan Rocca per questi ultimi 9 minuti di gioco, 9:35 per essere precisi. Sappiamo che volete essere molto precisi anche voi. Diamo contezza del tempo rimanente. Intanto Scaravino, dopo il buon lavoro da parte di Di Grazia, va sul destro Scaravino, cerca il pallone in mezzo, Guerrero la tocca e poi si autolancia come sempre. Imperato, c'è largo Hernandez, non lo serve, Imperato vuole la porta, prende in pieno Cutrona che poi restituisce quasi la giocata da parte di Guerrero. Dall'altra parte c'è anche un super Rocca che si presenta così al match con questa scivolata negando il gol.
sembrava tuttavia fuori, però Di Dio, Di Grazia, Cutrona, c'è in mezzo Scalavino ma si continua col quinto uomo, Ruffolo, Cutrona, cambia gioco per Di Dio che calcia e poi Di Grazia non arriva nemmeno in questa, si ferma sul palo il tentativo del 3 calcio che è veramente tanto sfortunato. C'è stato anche un tocco di Guerrero. Di Dio per Cutrona, allarga in mezzo per Di Grazia, lotta con Rocca. Sentite le urla da parte di mister Emmolo. Tanto Di Dio per Scalavino, vuole rientrare, riesce Scalavino, Guerrero ancora. Un grande cambio quello di Guerrero, 2 gol da portiere, insomma non facile. Di Dio calcia ancora, prende in piede Hernandez per un pallone diretto sul secondo palo, c'era ancora Di Grazia che ha un grande posizionamento, l'ho fatto vedere in precedenza, però fermato dal palo. Cutrona si dimentica il pallone per un attimo, poi Di Dio rientra sul sinistro, può calciare, apparecchia Cutrona in mezzo per Di Grazia, vestica un po' il pallone, poi Rocca vuole la gloria personale che non viene trovata, però ha fatto bene a provarci. Fallo. Mancano 8 di gioco, ma viene chiamato anche un time out questa volta dai padroni di casa che vogliono un attimo forse mantenere questo risultato. Lo fanno probabilmente con il tecnico Emmolo che dirà questo ai ragazzi, forse di cercare di gestire maggiormente il pallone, perché ricordiamo che col tempo effettivo bisogna giocare chiaramente tutti i minuti, tutti e 20 minuti. E in questo caso con il gioco che si ferma il tempo diventa chiaramente molto di più. Invece in questo caso con un giro palla, con un lungo giro palla potrebbe anche avvicinarsi sempre di più la finale contro il Futsal Ferro. Vediamo se siedono anche i 3 direttori di gara. Ricordiamo Massimo Falzone della sezione di Cireale, Angelo Iacona di Ragusa e Sebastian Colletta come crono. Si torna in campo, dunque mancano esattamente 8 minuti, 0 secondi, 2 falli da una parte, 2 dall'altra, 4 totali, 6 i gol. Insomma, un po' tutti i numeri, tutti gli amanti chiaramente delle statistiche. Dicevamo come il Trem invece abbia realmente battuto lo Sporting Alcamo in 2 occasioni in campionato. Intanto Emmolo calcio in porta, dicevamo 2 occasioni in campionato, risultato di 5-8 all'andata, proprio qui in questo campo, poi il ritorno 5-2. Cutrona con la spalla, poi Scalavino si infuria tanto invece Ruffolo che voleva lasciato questo pallone, forse per autolanciarsi, poi Emmolo aggancio da urlo, tocca Tripoli e poi ancora Hernandez, 7-0. Esultanza verso le telecamere della squadra di casa, 7-0. Sul risultato, anzi senza forse, un risultato decisamente troppo ampio e probabilmente anche un po' ingiusto. Sicuramente lo Sporting Alcamo ha giocato meglio rispetto al Trem Calcio, questo sicuro, però forse non da 7-0, cioè non è questa forse l'impressione, la prima impressione. Intanto Scalavino cercava una giocata solitaria, gli era anche riuscita con la punta, poi tanta rabbia. Guerrero va a lungo, la controlla Ruffolo, quasi ormai lui centrale praticamente, poi si scontrano invece Hernandez con Emmolo, poi l'esultanza del vento. Poi
Di Grazia a lasciargli il pallone a Cutrona. Runfolo e lui centrale, dicevamo. Di Dio, non so cosa inventa, la tocca Finazzo. Ancora Di Dio, Runfolo scarica dalle parti di Cutrona, poi si inserisce in mezzo, Di Dio allarga, scala Vino, sempre molto tecnico, poi Rocca è scivolata, mette una enorme pezza quando mancano 6,53 sul chilometro. E palla ancora in mezzo, e conclusione di Dio deviata. C'era Di Grazia sempre sul secondo palo, scala Vino, Di Dio ancora deviazione, poi Di Grazia si accontenta di una rimessa. Runfolo sponda e poi la traversa di Cutrona, ma che sfortuna adesso per il tram. Poi Scalavino cerca il tiro, Guerrero la tocca, poi va lungo verso la porta e Di Dio da portiere blocca con le mani. Runfolo, c'è largo Di Grazia, non viene servito. Runfolo si va da Cutrona, vediamo se va sul mancino, sceglie invece il tocco nelle parti di Runfolo, ancora Cutrona, palla in mezzo, Di Grazia, poi la tocca Guerrero, calcio d'angolo, però ancora una volta tanta sfortuna. Remme che ha avuto delle occasioni comunque per riaprire la partita, ma non sempre è andata bene. Intanto dentro Calvaruso per Runfolo, Scalavino va giù, tutto regolare per il direttore di gara, poi Rocca, si scontrano, Finazzo avanza, palla sul secondo palo e non arriva Hernandez, poi giallo anche per Scalavino. C'è qualche cosa tra Rocca e adesso Runfolo. Di Dio il pallone tra le mani, però tra le braccia. Poi cenno d'intesa tra Runfolo e Rocca, tutto chiarito. La pressione però era tra Scalavino e Rocca. Nel frattempo ha lasciato il campo lo stesso Scalavino. Per Calvaruso. Gioca ancora fermo, mancano 5,55 secondi. Cutrona cambia gioco, male però. Rocca cambia gioco anche lui. Guerrero avanza con il suo mancino, poi trova Emmolo lì davanti, buono questo lavoro. Guerrero va ancora in dribbling, cambia tutto dalle parti di Hernandez, intanto non è più entrato Caresani, forse pizzico di stanchezza per il numero 8, è tutto campo. Rischia tanto Rocca contro Runfolo, fa un grande lavoro, recupera anche il pallone, Cutrona avanza, calcia verso la porta, deviazione, e poi ancora Guerrero, forse col tacco Calvaruso aveva provato a battere, poi Rocca va giù, questa volta fallo di Calvaruso. Di punizione, buona gara anche per Rocca, è entrato nella seconda frazione negli ultimi 9,35 di gioco, ha fatto una buona partita. Vediamo se ci sarà il cambio di Rocca, potrebbe probabilmente continuare. Cutrona non fa girare il suo diretto avversario, poi va giù, si continua Runfolo e qui la chiusura di Hernandez. Di Dio, si continua col quinto uomo, Cutrona allo spazio, Calvaruso, ancora Cutrona, c'è sempre Di Dio in mezzo, poi Calvaruso nega il passaggio, si complica un po' la vita perché circumnaviga quella l'area di rigore avversaria, però la tocca Di Dio che non la poteva ritoccare in questo caso. E dunque rimessa per lo Sporting con Tripoli che invece torna nuovamente tra i pali. C'è largo Guerrero, servito adesso. Guerrero va sul sinistro, salta Calvaruso, e calcia Guerrero ancora!
e Tripoli l'aveva messa sotto l'incrocio, ma Super Tripoli mica il gol dell'8-0. Poi Tripoli va in rimessa dal fondo e batte rapidamente per Di Grazia e lascia anche il terreno di gioco per Didio. Calvaruso, tunnel su Emmolo, poi Cutrona, c'è ancora Calvaruso che mette in mezzo Di Grazia, non riesce questa giocata, non era male. Poi Emmolo lotta con Cutrona, buona gara per il capitano, poi lotta anche Di Grazia, Emmolo spala alla porta, può girarsi, non è d'accordo Di Grazia ma riesce comunque a passare, poi passa con Calvaruso che però commette fallo, poi trova anche il gol, però gioca bene. Guerrero, la controlla Emmolo, 1-2 che non si concretizza, Hernandez, arriva anche il gol che adesso porta la partita al risultato di 8-0. Ripetiamo forse l'impressione che dicevamo anche sul 7-0, è stato forse un po' troppo pesante e forse non corretto al massimo, nonostante magari sia stata giocata sicuramente meglio dallo Sporting. Cutrona, poi Hernandez con l'esterno, rischia, scivola di Dio, potrebbe esserci il nono gol e palla per Finazzo che spreca a porta vuota con l'esterno, si arrabbia con se stesso, nel frattempo fuori di Dio, dentro Tripoli che va tra i pali. Vediamo se Mister Mosca effettivamente continuerà con il quinto uomo, se invece forse si accontenterà di questo risultato giusto per non peggiorare. Nel frattempo cambio con Gioeli, era l'unico giocatore a parte chiaramente Brunfolo portiere a non essere entrato. Adesso c'è minutaggio anche per il giovane classe 2006, è uno dei giocatori più interessanti dell'Under 19 del presidente De Simone. Questo è Di Grazia il quinto uomo, Calvaruso, Gioeli, buon lavoro, fermato, poi Guerrero fa subito ripartire i suoi con Parrino, la tocca Cutrona, Parrino può calciare, vediamo, calcia con il sinistro, come Finazzo, soltanto esterno della rete. Mancano 2 minuti 48 secondi, anzi 45, 44, stanno scorrendo sempre di più. Di Grazia, Girgenti, poi Parrino cerca anche la porta e il palo a negare il nono gol. Dicevamo Girgenti invece, una buona gara per lui, che quando è entrato ha fatto delle buonissime sponde. Ma Guerrero e Calvaruso commette fallo. Poi Girgenti, buon lavoro, si gira Girgenti, palla fuori, si era girato magistralmente però. Che calcio d'angolo in realtà. Intanto nel frattempo Ficili, Parrino ancora con il mancino, non è preciso, però lo è stato nel primo tempo. Mancano 1 minuto e 55 secondi nel frattempo. Gioeli allarga, Calvaruso può rientrare, Ficili lo chiude,
Gioeli, buona finta, buona dose di personalità per il classe 2006 che nonostante il risultato ha provato una giocata solitaria, forse non corretta, però con tanta personalità. Intanto Rocca cerca anche la porta e non la inquadra veramente per poco, soltanto Guerrero ci è riuscito al momento. Parrino, Finazzo e anche Rocca ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Tanto manca 1 minuto e 20 secondi. Gioeli con la punta cerca un'imboccata, chiude invece Beneficili. Va Gioeli, cerca ancora un tocco, però il pallone non era perfettamente sulla linea, di conseguenza rimessa cambiata. Vedete Guerrero qui sotto la nostra postazione, chiamare il pallone, ma rischia veramente tanto Finazzo. Fa di testa Guerrero 2 volte, poi con la coscia fa scorrere il pallone su Finazzo e poi chiude di grazia da difensore più che da portiere. Gioeli rientra 2 volte e va giù, calcio di punizione. Anche giallo per Ficili. Mancano 54 secondi alla fine del match tra Sporting Alcamo e Tremme Calcio a 5. Il risultato, come potete benissimo nella nostra diretta, è di 8-0. Risultato veramente molto ampio. Cutrona di grazia per Calvaruso, cerca la sponda ma non riesce. Guerrero vuole ancora autolanciarsi, poi si scontra con Di Grazia. Poi Guerrero dice qualcosa. Mancano 46 secondi. Ficili. Poi Guerrero regala ancora un altro dribbling. Vediamo contro Girgenti cosa fa. Guerrero va sul destro, salta ancora tutti. Guerrero mette in mezzo Parrino 2 volte, 3 volte. Poi Calvaruso lo ferma. Scontro tra Girgenti e Parrino. Palla in rimessa, ma che lavora ancora di Guerrero. Ed è quasi Rocca a fare il portiere nella missione in cui sale. Poi intanto palla rimane lì. Ficili cerca la porta, non la trova. Mancano 20 secondi, 19 secondi adesso. Scorre Gioeli, Cutrona, forse l'ultima occasione della partita, palla centrale, Girgenti si gira molto bene, Girgenti sterzata, rimane lì il pallone, Gioeli, Cutrona, 7 secondi e poi finita anche la partita probabilmente con Cutrona che abbraccia Parrino. E adesso arriva anche il finish fischio, finisce la partita, vince lo Sporting Alcamo con il risultato di 8-0 contro il Tremme Calcio 5 e vola nella finalissima contro il Futsal Ferla. Una partita con un risultato forse un po' troppo ampio, potremmo dire, perché secondo lo Sporting Alcamo ha meritato ampiamente la vittoria, però forse non con questo risultato di 8-0. Ovviamente potremmo essere in disaccordo sul risultato, però chiaramente sul passaggio del turno non ci sono dubbi. Lo Sporting Alcamo ha vinto con ampio merito, battendo un Tremme Calcio a 5, anche un po' sfortunato alle volte su alcune circostanze, però adesso c'è anche il classico cenno d'intesa fatti 5 tra le due squadre. Molinaro che ad abbracciare tutti quanti, bel gesto da parte di Molinaro, così come il giovane Giovanni e tutti quanti. Nel frattempo noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia in questa diretta. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto e ci sentiamo alla prossima.